Omicidio Guerra, depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione del carabiniere Marco Pegoraro che sparò a Mauro Guerra ferendolo a morte nelle campagne di Carmignano di Sant'Urbano, nella Bassa Padovana, il 29 luglio del 2015. Secondo il giudice Raffaele Belvederi, l'azione del carabiniere fu giustificata dal fatto che temesse per la vita del collega che aveva ammanettato il 32enne Guerra e contro il quale il giovane si era rivoltato con violenza. Ma al tempo stesso il magistrato evidenzia come i carabinieri quel pomeriggio avessero attuato un trattamento non autorizzato, anzi, scrive, del tutto illegittimo. Guerra, continua il giudice, ha inteso difendersi verso quella che lui percepiva essere una indebita compromissione della sua libertà personale. È da ritenere, continuano le motivazioni della sentenza, che la somministrazione di un tranquillante, l'inseguimento per i campi e i tentativi di immobilizzazione della persona offesa siano state condotte del tutto arbitrarie e illegittime. I legali dei familiari di Guerra, Fabio Pinelli e Alberto Berardi, si chiedono se quindi sia non solo condivisibile ma addirittura accettabile una sentenza di assoluzione. Mauro Guerra doveva essere assistito, se del caso curato, non braccato e poi ucciso, hanno detto. Assumeremo tutte le iniziative necessarie in tutte le sedi deputate perché la sua famiglia riceva giustizia.